Comincio un po' a raccontarvi chi è Marino Carcanciu, anche se molti di voi lo conosceranno, dato che tutti i nostri coordinatori sono nostri concittadini, sono serramannesi. Marino Carcanciu collabora con Strangios dal 2021. Dal 2021. Come coordinatore. Dick. Si dimentica che la prima Andrea Serramanna l'ha fatta perché io gli ho chiesto di venire a Serramanna a portarci qualcosa del suo sapere e da allora abbiamo sempre collaborato. Ecco qua, però dal 2021 come coordinatore. Scusa, non coordinatore, relatore. Presentatore. Presentatore? A posto, come presentatore dal 2021. Anni nella guida dei treni, pensionato, padre di 2 figlie e ora nonno di una nipotina. Nella sua vita ha fatto attività politica e amministrativa, ora è impegnato in attività di volontariato per varie associazioni di Serramanna. Dice di sé: accanito al lettore, prediligo gli autori latinoamericani e mi rilasso con un buon noir. Questa sera presenterà l'incontro con Federico Bonadonna. Grazie. È un grande piacere aver fatto e fare la conoscenza con Federico Bonadonna. Lascio ai lettori poi del suo libro fare anche la sua conoscenza più approfondita rispetto al suo lavoro e a quello che è. Quindi Federico dice di aver fatto il primo incontro con Jorge Colón all'età di 7 anni, nel 1974, in un teatro di un paese dei Castelli Romani. E le parole che disse Jorge furono: desde entonces sono esiliato, da allora sono esiliato. Queste 4 parole racchiudono e raccontano il dramma che attraverso la loro musica, le loro canzoni, il loro impegno, gli Inti e gli Imani hanno fatto conoscere a gran parte del mondo e all'Italia, gli italiani in particolare, perché sono stati esuli in Italia dal 1973, praticamente dall'11 settembre del 1973 sino al 1988, sempre a settembre, quando il 16 settembre sono rientrati sorvolando in aereo le Ande e ricollegandosi alla loro vita precedente. Voglio chiedere una prima cosa a Federico. La musica degli Inti e gli Imani che noi abbiamo, quelli della mia generazione, ma anche i giovani comunque hanno imparato a conoscere, avrebbe avuto senso senza la grandezza, la poesia di Víctor Jara e la grandezza, la poesia, la sensibilità di Violeta Parra? Innanzitutto buonasera, vi ringrazio per questo bellissimo invito. E quando l'ho accettato non ero sicuro che sarei potuto essere qui, perché mi sono operato a fine giugno e pensavo che sarebbe stata una convalescenza più lunga, e invece mi fa molto molto piacere essere qui con voi questa sera, e in particolar modo l'11 settembre del 2023, 50 anni dopo il golpe. Tutti ci ricordiamo, molti si ricordano dove erano l'11 settembre del 2001, quando abbatterono le 2 torri, e sempre meno sono quelli che si ricordano dove erano l'11 settembre del 73. Io ero a casa, mio padre tornò cupo la sera, dicendo che c'era stato un colpo di stato in Cile, un golpe, disse.
E non era la prima volta quella che io sentivo questa parola, golpe, perché 4 anni prima, nel 1969, eravamo a Venezia e mio padre pure tornò a casa dicendo: c'è aria di golpe, io devo scappare, e disse a mia madre: prendi Federico, che avevo 4 anni all'epoca, e andate in Sicilia, se ci sarà il golpe non vi succederà niente, perché in Sicilia non ha attecchito nemmeno il fascismo, disse mio padre. Come tutti sapete, il golpe borghese per fortuna fallì, e invece il golpe di Pinochet andò a segno. E la mia storia con gli Inti-Illimani inizia ovviamente con il golpe cileno, perché mio padre all'epoca era, nel 73, direttore della scuola sindacale di Ariccia, compagno comunista della CGIL, e ci portò tutti andammo al primo concerto che gli Inti-Illimani tennero al paese dei Castelli Romani, si chiama Albano, e io ero un bambino, ero annoiato, volevo continuare a giocare. Noi eravamo figli di compagni e noi giocavamo a cowboy contro indiani, ma anche a nazisti contro partigiani, e ogni tanto a nazisti contro cowboy, e poi ci confondevamo a indiani. E ci portarono a questo concerto degli Inti-Illimani e per me fu una folgorazione estetica. Si aprì il sipario e avanzarono queste 6 figure con un poncio rosso e questi strumenti particolari, il flauto di Pan, il sikus, la chena, il charango, che poi ci raccontarono era ricavato da una carcassa di armadillo, il tiple colombiano, il quattro venezuelano. Dopo una folgorazione estetica, ero incantato. E quindi, da che ero annoiato e non volevo assolutamente vedere gli Inti-Illimani, dissi a mio padre: voglio conoscere gli Inti-Illimani. E diventai un giovane fan, fino a quando alla fine mio padre, che non era molto interessato alla musica, ma era molto interessato alla politica, dopo anni di mia insistenza, vi sorvolo tutti i passaggi, riuscimmo ad avere a casa gli Inti-Illimani. Avere a casa gli Inti-Illimani alla metà degli anni 70 era un po' come avere i Beatles alla metà degli anni 60, poi i Duran Duran negli anni 80, e qui mi fermo per non fare figuracce. E diventammo amici. Io ero piccolo, ero bambino, però iniziai a suonare la chitarra appunto grazie agli Inti-Illimani, e imparai lo spagnolo grazie agli Inti-Illimani. E imparai tanto, non tutto, della nuova canzone cilena, per rispondere alla tua domanda, e tantissimo di Violetta Parra, morta suicida nel 67, e tanto di Víctor Jara, perché Víctor Jara entrò nel nostro immaginario, e nel mio immaginario in particolare di bambino, attraverso i racconti delle sue torture. Gli tagliarono le mani, in realtà gli spezzarono le dita a colpi, e poi gli dissero di suonare la chitarra se ne aveva la forza e ne aveva il coraggio. Tutti quelli che parlano di Víctor Jara nei giorni del golpe, quando fu rinchiuso allo Stadio Nazionale insieme a migliaia di altre persone, ne parlano come di uno che aveva un sorriso nonostante le torture, nonostante le violenze. E allo Stadio Nazionale scrisse la sua ultima canzone, anzi la sua ultima poesia, Somos 5.000. E Violetta Parra e Víctor Jara sono i fondatori della nuova canzone cilena. Marco prima ha eseguito Manifiesto, che probabilmente è la canzone manifesto della nuova canzone cilena, è quella che, forse hai ragione Marco, probabilmente Víctor Jara sentiva quello che stava per succedere, e che cambiò per sempre la nostra storia. La storia di noi italiani, naturalmente, perché come tutti sapete ci fu il compromesso storico, cioè il segretario del Partito Comunista Italiano Berlinguer
colse l'occasione per lanciare un'idea nuova, che era quella del compromesso storico. Non mi dilungo qui sul compromesso storico, cioè l'accordo tra il più grande partito comunista di Occidente e la Democrazia Cristiana, e soprattutto cambiò la storia del mondo, perché il Cile fu il primo laboratorio del neoliberismo, in cui tutto si può vendere, tutto si può comprare in qualsiasi momento, a iniziare ovviamente in qualsiasi momento dell'esistenza quotidiana, e a iniziare dal lavoro, ovviamente. E tutto si può privatizzare. Il Cile fu appunto questo primo laboratorio, poi ripreso da Thatcher, da Reagan, dalla parte conservatore, e poi purtroppo anche i progressisti Clinton, Blair, Schroeder e da noi D'Alema ripresero con gioia, direi, questa spinta dal mio punto di vista altamente distruttrice. Quella che ha portato il sindaco, me la sono segnata prima, quella che ha portato il sindaco prima a dire una frase che mi ha colpito molto: ad essere sopraffatti tutti quanti dalla leggerezza. Cioè noi ci sentiamo estremamente leggeri, appunto sopraffatti da questa leggerezza, in un contesto, in un mondo in cui non c'è nulla per cui essere così leggeri. Cerco di ripercorrere un pochino la struttura del libro di Federico e Jorge. Sino ad oggi, malgrado le vicissitudini che poi il complesso ha avuto. La storia un pochino della composizione, ricomposizione, scomposizione degli inti glimani, ce lo vuoi brevemente? Perché io, devo dire la verità, un pochino mi sono perso, perché i riferimenti sono talmente tanti e talmente, come dire, al di fuori della portata, però della mia portata, nel senso che gli inti glimani che ho conosciuto io sono quelli che sono a fine degli anni '80, dopodiché un pochino li ho persi, devo dire la verità, però leggendo il libro qualcosa mi ha restituito, insomma. Allora, io vi dico ovviamente la mia versione, cioè la versione di Jorge, e per me appunto gli inti glimani sono un collettivo. Aspetto che c'è l'aereo che per fortuna non ci bombarda, meno male, però è inquietante che fanno cadere qualche cosa.
Gli Inti-Illimani sì, sono un collettivo e sono molto legati alla Sardegna, come forse alcuni di voi sanno, in particolare a Santa Maria Navarrese. Sono andati per moltissimi anni a Santa Maria Navarrese e in generale amanti della Sardegna, e in particolare purtroppo il primo che è scomparso ormai nel 2018. Vi racconto brevemente. Max aveva perduto un po' l'udito, quindi nonostante avesse una meravigliosa voce, progressivamente si è allontanato e ha deciso lui di uscire dal gruppo. E io penso che gli Inti-Illimani siano stati in particolare un fatto artistico totale. Durante i loro spettacoli noi potevamo assistere intanto a una presenza scenica straordinaria, appunto con questi ponchos, con questa impostazione. A proposito, è Victor Jara che insegna al gruppo a stare sul palco, insegna loro la postura. Se state cantando una canzone dolce, gli dice Victor, non potete assumere una postura marziale. Viceversa, se state cantando una canzone di lotta, come Canción del Poder Popular, El Pueblo Unido, Venceremos, è ovvio che dovete assumere invece una postura più di lotta, più marziale, più severa, austera. E anche se Victor Jara non fu il direttore artistico del gruppo, Victor Jara però veniva dalla regia teatrale e aveva una capacità scenica molto 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 spiccata. Gli Inti-Illimani dunque come fatto artistico totale, il poncho, questi strumenti, le canzoni d'amore ma anche le canzoni di lotta, quindi ogni concerto degli Inti-Illimani era anche allo stesso tempo un comizio d'amore, ma un comizio di lotta, un comizio politico. Alle spalle degli Inti-Illimani, molto spesso durante i concerti, c'era la brigata Ramona Parra o la brigata Pablo Neruda che dipingeva un murales, come noi oggi abbiamo un artista che sta dipingendo il suo quadro e che poi evidentemente restituirà alla rassegna. In quel momento in moltissimi concerti alle spalle degli Inti-Illimani c'era questa cosa straordinaria, i murales che poi cambia anche l'iconografia della pittura murale in Italia con l'avvento degli Inti-Illimani. Quindi questo per dirvi che gli Inti-Illimani non sono affatto solo tecnica musicale come si tenderebbe a pensare. Sono sì straordinari esecutori, interpreti, compositori, ma sono anche tantissimo altro. Quindi io sono, diciamo, della fazione che crede che gli Inti-Illimani siano questo, per questo penso che siano un collettivo. Per questo penso che l'evoluzione di questo gruppo sia stata coerente. Nel frattempo, per rispondere alla tua domanda, 20 anni fa ormai, anche di più, una parte del gruppo storico è fuoriuscita dal nucleo originale e ha fondato un Inti-Illimani Historicos, appunto, altri Inti-Illimani, un clone. E questa sarebbe in realtà una vicenda un po' shakespeariana, perché sono spezzate delle amicizie che duravano da decenni, ma su questo non vi tedio perché è proprio per Inti-Illimaniaci. E ce ne sono anche, anzi è proprio un sardo che ha Aldo Brigaglia, che ha un'associazione, ha un sito che si chiama Inti-Illimania. È un libro, Inti-Illimaniaci. Inti-Illimania. Però appunto questo è per perversi, diciamo così. Dicevo prima, Federico, che le mie due canzoni in qualche modo, non voglio dire preferite, ma che mi hanno accompagnato per
lunghi anni della mia gioventù sono Run Run Se fue pa'l norte, scritta da Violeta Parra, e la festa di San Benito, che non era San Benito quello, ma era San Benedetto, che era il patrono de los negritos, che è una canzone di festa, gioiosa, festosa, con cacciaroni, come direbbero a Roma, che ogni tanto lanciano qualche gridolino. Il gridolino è questo: Ahi! C'è una ragazza di Brescia che Federico ci racconterà, ci dirà, per alleggerire un pochino. Allora sì, questo è un libro naturalmente in cui c'è anche tanto dolore, ma questa è una parte che appunto fa un po' ridere. Non so se sono in grado di raccontarla, perché in realtà questo è vero che è un libro intervista, ma le domande io le ho scritte a posteriori. Io ho usato un'altra tecnica, ho usato la tecnica di far parlare Jorge a ruota libera. E Jorge ha un modo di ragionare ellittico molto bello, apre parentesi che raramente riesce a chiudere, e però a me piace, quindi non sono evidentemente un grande scrittore perché volevo rendere questa sua capacità, questa sua caratteristica, scusate, e quindi non ce l'ho fatta e ho dovuto ripiegare su un libro intervista che appunto abbiamo scritto nell'arco di 2 anni, in realtà grazie alla pandemia, ma grazie a internet. Ci ripromettevamo di scrivere questo libro da tanto tempo. La pandemia ha costretto me, lui e milioni e milioni e milioni di persone in tutto il mondo a stare dentro casa e ci siamo collegati trovando gli orari giusti e abbiamo appunto buttato giù questo libro. Parlando, Jorge mi racconta di questo episodio. Io gli chiedevo, insomma, con le donne, perché io da bambino ero perdutamente innamorato anche a livello, anche se non lo sapevo, ma proprio sessuale, degli Intellimani. Avevano questi capelli lunghi, neri, lucenti, per me era una roba fantastica. E dico, ma le donne? E dice, ma no, noi eravamo militanti, quindi noi le donne non le vedevamo. Militanti severi, avrebbe detto Guccini. Erano tutti devoti alla causa del Cile e poi effettivamente loro raccoglievano soldi per mandare appunto soldi alla resistenza cilena che c'è stata e di cui si è parlato anche molto molto poco, ahimè, ed è stata finanziata anche da persone insospettabili, Bettino Craxi, apro e chiudo parentesi, e che a tanti ovviamente a noi non piace perché noi abbiamo e non mi perdo come Jorge. Dunque questa donna invece si era innamorata perdutamente di lui e un giorno va a suonare alla porta della loro palazzina. Gli Intellimani abitavano a Genzano di Roma, esattamente accanto a casa mia. E anch'io abitavo a Genzano e questa ragazza va a suonare alla porta e si presenta e dice: io sono Elisa di Brescia, sicuramente era 17 anni. E Jorge gli dice: allora a me che vuoi? Io sono perdutamente innamorata di te, devo stare qui, noi dobbiamo stare insieme, eccetera, eccetera. E Jorge inizia tutta un'opera di persuasione finché non la convince ad andare alla stazione di Albano per tornare a Brescia. Lei si mette a piangere, lo abbraccia, lo bacia, baciamoci, Jorge è imbarazzato e finalmente riesce a farla sedere sul treno. Quando il treno, quando sembrava averla convinta, riscende, dice: io parto solo se tu fai una cosa per me. Dice: che cosa? Se tu mi fai ahi, che è appunto il gridolino che piaceva a tutti noi, evidentemente ha una nuance erotica evidente, per l'appunto che accompagnava la fiesta di San Benito e altre canzoni andine. Non l'hai detto, questa ragazza, oggi non più ragazza, ha trovato Jorge su Facebook e gli ha scritto, dice: ti ricordi di me? Giusto per
per dare un tono di leggerezza in storie che purtroppo leggere non sono state. La presentazione di prima ha parlato di bambini strappati alle loro famiglie, genitori trucidati dalla dittatura in Argentina, in Cile, bambini appunto che spesso sono stati adottati, tra virgolette, scusate il termine, è una cosa orribile, io sono un padre adottivo, per carità, nessuna similitudine, sono stati dati in adozione ai torturatori e agli assassini dei loro genitori naturali. In Cile 30.000 bambini sono stati, come dire, sono stati rubati alle loro famiglie. Il regime, in maniera anche molto, molto subdola, anche attraverso la complicità di istituzioni religiose, suore soprattutto, davano una facile adozione dietro corresponsione di offerte, chiaramente. Hanno dato 30.000 bambini, di questi 500 sono in Sardegna. Hanno costituito un'associazione, un sostenitore della loro associazione appunto è Aldo Brigaglia, tra le tante intillimanine ha fatto anche questo. Roger racconta una bella storia appunto legata a questi ragazzi sardi. E sì, Jorge è stato tra i promotori di questa associazione che poi si è creata e mi ha raccontato un po' la genesi. Ci tengo però a dire una cosa sulla risata. Come diceva prima Alfredo, noi abbiamo un po' noi italiani, ma noi europei abbiamo un po' di difficoltà di passare dal lutto alla lotta, ma anche di tenere insieme il riso e il pianto, avrebbe forse detto Violetta Parra. In questo libro è ovvio che c'è tanto dolore, perché non può che essere così, però si ride anche proprio perché la vita è anche questo. E secondo me il sorriso di Vittor Jara negli ultimi giorni della sua vita ci sta a dire anche questo, che è meno netta la separazione. E anche l'associazione dei bambini, in particolare sardi, di origine cilena, strappati alle loro famiglie. C'è un bellissimo podcast che ho ascoltato recentemente su questa storia, e anche questa storia ha un doppio canale. Sì, è vero, sono stati strappati alle loro famiglie, sì, è vero, è stata un'operazione assolutamente brutale, ma oggi, intorno ai 40 anni, questi ex bambini si sono costituiti in associazione e stanno appunto avanzando una lotta che fino a poco tempo fa era inimmaginabile. E questo anche appunto Jorge mi diceva che a partire dagli anni '80 nei cancerti in Sardegna vedevano arrivare gli intillimani bambini, genitori con bambini chiaramente mapuche, chiaramente sudamericani, e hanno iniziato ad interrogarsi su questa storia. Bene, questa è, non so, la mia X presentazione di questo libro. A metà di queste presentazioni sono venuti ex bambini a portarmi il passaporto cileno e dice: questo libro parla anche della mia storia. Ti ringrazio. Il 16 settembre, tra l'altro in Cile settembre è primavera, è il nostro marzo. Il 16 settembre dell'88 il signor Pinochet alla fine dei conti si è dimostrato essere anche un grandissimo stupidotto, nel senso che ha sostenuto un referendum, ha voluto che si tenesse un referendum per prorogargli la presidenza per altri X anni, poi questo referendum lo ha perso, e quindi però
furbescamente il suo costituzionalista gli ha scritto una Costituzione che è ancora quella vigente, malgrado il tentativo del presidente Boric di appunto cambiare la Costituzione, ha indetto un referendum ed è stato perso. Per cui è vero che il Cile ha riconquistato la democrazia, però è anche vero che la democrazia, soprattutto in quei paesi, è molto 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 fragile. Quindi il 16 settembre Jorge rientra dell'88, rientra in Cile ed è molto, molto travagliato, perché intanto lascia l'Italia, che per 15 anni è stato il suo rifugio. Tra l'altro una figlia è sepolta, una figlia che è morta a Roma, è sepolta al cimitero del Verano, quindi un pezzo di Jorge è rimasto sempre in Italia. Però è combattuto. Da una parte lascia l'Italia, che comunque è stato un paese che lo ha accolto, dall'altra l'incertezza di quello che troverà al rientro in Cile. E quindi, sorvolando le Ande, fa questa riflessione: questa storia personale mi richiede di separare le mie sensazioni personali dall'epopea collettiva e non so se sono in grado di farlo. Questo secondo me rappresenta il pensare collettivo di Jorge, ma di tutti gli intilimani, credo. Allora, c'è una riflessione a cui io tengo particolarmente e l'ho chiamata nel post scriptum l'età del sol dell'avvenire. Io sono la codina di una generazione che ha visto probabilmente l'ultimo raggio del sol dell'avvenire. Il sol dell'avvenire ne parla Garibaldi, aderendo alla prima internazionale nel 1872. Il socialismo, dice Garibaldi, sarà il sol dell'avvenire, il sol che illuminerà l'avvenire. Io ho visto questa coda ovviamente grazie agli occhi dei miei genitori, perché ero veramente troppo piccolo. L'età del sol dell'avvenire è credere a un mondo diverso, a un'alternativa possibile. Prima della doccia gelata di Margaret Thatcher, Tina, there is not alternative, ci dice lei. Non c'è nessuna alternativa al neoliberismo, cioè questa è la società e così ve la dovete prendere. Noi abbiamo visto, e Jorge naturalmente, questo libro è impregnato del sol dell'avvenire, che ha visto cose straordinarie, tipo la teologia della liberazione, cioè preti guerriglieri come Camillo Torres che imbracciano le armi e negli anni 60 vanno a combattere proprio fisicamente, sparando. Vittor Jara cantava una canzone di Daniel Viglietti molto bella, Cruz de Luz, Camillo Torres si chiama appunto, oppure la plegaria di un Labrador di Vittor Jara, in cui il bracciante si rivolge al Signore e gli dice: per favore aiutami a pulire la canna del mio fucile, o Signore. Non gli dice: mandaci, dacci oggi il nostro pane quotidiano. Un'età che oggi sembra impossibile, eppure invece c'è stata. E la domanda qual è? La domanda te l'ho risposto, bene. No. Era la mia ultima domanda. Ah, scusami, ti ho rovinato l'anno, va bene? Comunismo come orizzonte possibile, soldi nella vita. E questa è la domanda. Io ho chiesto a Marco di accompagnarci, perché siccome appunto sono un po' rallentato, in un altro momento gli avrei detto, oggi nel pomeriggio l'avrei raggiunto dicendo: ma perché non facciamo invece una presentazione musicale? Perché tutte le presentazioni musicali sono andate benissimo, anche questa è andata bene, non voglio dirlo, però le presentazioni musicali, visto che si parla anche degli intillimani, e Marco sta esattamente interpretando appunto la plegaria di un Labrador, e ci sono dei frammenti di queste canzoni secondo me meravigliosi.
Grazie Federico, non ho altre domande da porre, se non un invito a voi tutti di leggere il libro, ne saprete molto molto di più. Abbiamo un regalino. Filo, eccoci, così non vi impallo. Allora, anche adesso chiamo Tiziano, che ha dei pensieri sia per Federico Bonadonna che per il nostro presentatore Marino Carcangio. Grazie mille Tiziano. Vorrei dare la parola a Giuseppe. Non fa niente, la do a Francesco Virdis, che è il coordinatore dei nostri artisti. Ecco. Perché Giuseppe dice agli altri di non chiacchierare e chiacchiera. Vai tranquillo. Sento la voce in lontananza. Qui è work in progress. No, sta arrivando Francesco perché Non ci siete. Faccio io così. quando la gioventù è così. No, è solo per essere veloci. Domani l'appuntamento è in via Montegranatico, dove avremo la presentazione e la giornata. Scusa. Sì, lo so, è bellissima questa cosa, però abbiamo quindi la giornata dedicata al il colore della messa a bando. Avremo due scrittori, Ibrahim Galdima con Il Re della Savana, che verrà coordinato e dialogherà con lui Francesco Guerreschi, e subito dopo ci sarà Anna Maria Geniei, nota Karima, che è anche una rapper abbastanza nota, che verrà coordinata da Federica Sorgia. Grazie ancora a tutti per questa, anche diciamo tra virgolette, insperata presenza il lunedì, un bel lunedì caldo, e ci vediamo domani. Passo la parola a Francesco Virdis. Grazie ancora. Ciao a tutti, grazie Giuseppe. Ovviamente grazie a tutti quelli che hanno permesso che questo evento anche quest'anno per la sesta edizione prendesse così vita. Ringrazio veramente dal profondo il fatto che sia stato di nuovo anche quest'anno messo in mezzo a questo progetto che mi dà tante emozioni. Però non mi voglio dilungare troppo, anche perché noi artisti siamo stati scelti qua tutti di Serramanna. L'anno scorso eravamo in 5, quest'anno essendo 7 le giornate saremo 7 artisti con 7 personalità diverse, e dobbiamo fare da cornice a un evento che ha già dei contenuti abbastanza profondi, che sono quelle le storie che vengono raccontate, quelle che abbiamo sentito oggi, per quanto le parole poi avessero un tono veramente calmo e quasi di un racconto piacevole, raccontavano un dramma. È un dramma che oggi possiamo vedere in questo paesaggio rappresentato da Luisa, che vorrei brevemente introdurre, classe 85, ha studiato all'Artistico di Cagliari, nel tempo in varie tecniche che abbracciano il reale e l'astratto, fuse con la sperimentazione, diverse tecniche che comunque le accompagnano in una continua ricerca anche di nuove soluzioni, per dare appunto in giornate come oggi il suo contributo anche espressivo a quello che è una giornata piena come questa di apertura di questo festival, non a caso in una data così importante come oggi, 11 settembre. Passerei alla descrizione dell'opera. Sicuramente la cosa che mi ha colpito di più è, ho chiesto poi prima a lei, prima di dire fesserie, perché comunque qua c'è l'ombra di un aquilone, però nel cielo non c'è l'aquilone, e forse quello che si è parlato oggi di queste persone disperse, tutte queste persone che comunque non hanno avuto una giustizia, anzi quasi sono rimaste così in questo limbo strano dove nessuno si è occupato più del fatto che fossero vivi o morti. E forse quest'ombra è il ricordo di queste persone, perché
forse non sono sparite, perché è appunto nella memoria delle persone che le hanno perse, nel dolore di chi ha sofferto queste cose, che vediamo qualcosa, anche un'ombra, qualcosa che resta dentro di noi, ed è giusto che attraverso la memoria delle persone questo venga portato avanti. E forse i germogli che ci ha messo oggi in questo deserto, che un po' riporta i paesaggi anche del Sud America, perché oggi si è parlato molto di questo posto, portare avanti poi tutte queste emozioni è riduttivo quando si parla di dolore, perché sono tragedie vere, pesanti, e grazie a Luisa oggi abbiamo avuto una piccola cornice in più per dare una descrizione un po' più ampia a dei libri che hanno veramente un forte impatto e l'hanno avuto su di me, e ho l'emozione anche nella voce che mi permette di raccontare questa cosa. Ora chiudo e vi saluto a tutti, è stata una bellissima prima giornata, sarò tutti i giorni qua per accompagnare gli artisti e per descrivere le loro opere. Vi saluto a tutti e vi lasciamo con l'ultimo pezzo di accompagnamento e buona serata. Qua ci sono, sì. Fragile come un volantino en los techos de barrancas jugaba el niño Luchín con sus manitos moradas, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro. El caballo lo miraba, en el agua de sus ojos se bañaba el verde claro, gateaba su corta edad con el potito embarrado, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro. El caballo lo miraba. El caballo era otro hueco en aquel pequeño espacio, y al animal parecía le gustaba ese trabajo con la pelota de trapo, con el gato y con el perro, y con Luchito mojado. Si hay niños como Luchín que comen tierra y gusanos, abramos todas las aulas pa' que vuelen como pájaros con la pelota de trapo, con el gato y con el perro, y también con el caballo. Grazie, grazie mille. Allora, abbiamo concluso questa prima serata di Strangius
E sono doverosi alcuni ringraziamenti. Innanzitutto alla padrona di casa, zia Martina. Zia Martina, se ti puoi avvicinare per favore, perché sta già dando da mangiare a tutti, dando i dolci. Vieni, zia Martina. Grazie perché ci inviti sempre. Quando posso lo faccio con piacere. Se sto in piedi lo faccio con piacere. Grazie perché curi questa bellissima location che ormai è passi grandi, faccio passi piccoli, ma qualcosa le faccio. che ormai è l'appuntamento fisso il primo giorno. Speriamo che tu Sì, che dura. Ci vediamo anche l'anno prossimo. E questo è per te. Silvia, sua figlia, che per tanti anni l'ha fatta impazzire con la musica degli Inti Illimani. Silvia, appassionata di Inti Illimani. E poi mio fratello. E Boico, il fratello. Non parliamo di cose tristi. No. Perché io parlare dei miei cari non sono tristi, parlo con... E se vi dico una cosa che forse non dovrei dire, che 15 anni e oggi è morta mia sorella. Ginetta, che la conoscevano tutti, 15 anni e oggi è mancata. E anche lei amava la musica, ti ama la musica, ama la musica. Cantava sempre e quindi miei cari. Non posso dire altro. Grazie, te lo diciamo noi, grazie. A voi, a tutti. Grazie ai coordinatori, anzi ai presentatori Marino e Valeria, e grazie ai nostri autori Federico Bonadonna e Alfredo Sprovieri. E ci vediamo domani alle 18 in via Montegranatico. A domani, grazie a tutti per essere venuti.